Allora, Gennaro, secondo te che differenza c'è tra la paura e il calcio? Non c'è nessuna differenza, perché tutte e due, sia la paura che il calcio, sono rappresentate dalla FIFA. E secondo te invece qual è la differenza fra un uomo e una scopa? Nessuna, Pasquale, perché senza umaniche sia l'uomo che la scopa non servono a niente. Gennaro, invece secondo te qual è la differenza tra uomini di successo e donne di successo? Secondo me l'uomo di successo è quello che guadagna di più di quando spende sua moglie. Invece la donna di successo è quella che trova non ma così strunz. Gennaro, qual è la differenza secondo te tra un fidanzato e un marito? Secondo me un fidanzato è sempre bello, snello, secco secco, invece un marito è sempre chiaccia e stai nella pancia. E secondo te qual è invece la differenza tra un'ex moglie e un terrorista? Secondo me è che con il terrorista tu si puoi sempre ragionare, con la moglie invece su cazzacaca. Sempre più spiritoso, Gennaro. Che differenza c'è, Gennaro, tra un fantasma normale e un fantasma che c'ha freddo? Quello normale c'ha il lenzuolo, invece quello che c'ha freddo ha coppa il lenzuolo tengo piumone. Va bene, Gennaro, e allora dimmi anche, secondo te, qual è la differenza tra una pulce e una gallina? Secondo me non c'è nessuna differenza, perché entrambe hanno i figli che sono pulcini. La gallina tiene le pulcine e la pulce i figli pulcini. I figli della pulce sono pulcini, va bene. Che differenza c'è, secondo te, tra un cannocchiale e un paio di scarpe strette? Secondo me non c'è nessuna differenza, perché tutte e due ti fanno vedere stella. Bravo Gennaro, bravo. E qual è secondo te la differenza invece tra una fidanzata e una moglie? Secondo me è che la moglie sta sempre con la vestaglia, con la tuta, che scarpona, invece la fidanzata sta sempre con la minigonna e con la fuori. Va bene, troppo forte Gennaro. Allora dimmi invece, secondo te che differenza c'è tra una lavatrice e un pugile? Secondo me che la lavatrice lava e il pugile stende. Questa è bella. E allora Gennaro, continuiamo. Che differenza c'è tra un fagiolo e un fagiano? Il fagiano prima si spara e poi si mangia, mentre un fagiolo prima lo mangia e poi non può spara. Adesso dimmi, che differenza c'è tra il 740, sarebbe la denuncia dei redditi, e un film di Dario Argento? È che nel 740 si versa più sangue. Va bene Gennaro, adesso dimmi che differenza c'è tra una moglie e un tornado? Secondo me nessuna, perché tutte e due ti fanno buttare una casa in terra. Allora Gennaro, secondo te qual è la differenza tra un macchiettista e un fantasma? Che differenza c'è tra un macchiettista con Mappeppa al sciuppetto e un fantasma? Secondo me c'è la differenza che il macchiettista è un uomo di spirito, il fantasma è lo spirito di un uomo. Dimmi ancora, che differenza c'è tra un cavallo e una penna? Il cavallo si impenna e la penna non si incavalla. Dimmi la differenza fra uomini e donne quando si vestono.
La donna si veste bene per andare a fare shopping, per andare ad arracquare le piante, per buttare la spazzatura. La donna si veste bene per rispondere al telefono, per prendere la posta. Un uomo invece si veste bene per andare ai matrimoni e ai funerali. Gennaro, dimmi, che differenza c'è secondo te fra uomini e donne quando fanno una discussione? Secondo me una donna ha sempre l'ultima parola in ogni discussione, mentre l'uomo, qualsiasi cosa dice, fa nascere sempre una discussione.